Buongiorno a tutti, grazie al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per essere presente a questo nostro incontro in tema di giustizia. Grazie al collega Oscar Bernardi, Presidente dell'impresa Marca Trevigiana, e grazie al Sindaco che abbiamo già avuto modo di iniziare il percorso di lavoro assieme, che entrambi hanno aperto il lavoro. Grazie anche al Senatore Luca De Carlo, che ho conosciuto e ho avuto già modo anche con lui di confrontarci, e che so che ha a cuore le imprese artigiane. È un momento di riflessione importante per analizzare con la lente delle imprese una delle riforme principali per l'Italia. La giustizia è una delle infrastrutture su cui si gioca la serietà e lo sviluppo del nostro Paese Italia. Farei una premessa. L'efficienza del settore giustizia è condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato. Lo stesso PNRR richiama che una giustizia rapida e di qualità, 1. stimola la concorrenza e riduce il costo del credito, 2. incentiva gli investimenti. Sempre il PNRR stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50% potrebbe accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10%. B. Inoltre uno studio recente ha valutato che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6%. Cosa quindi si aspettano le 124.000 imprese artigiane venete dalla riforma della giustizia? Innanzitutto che si pensi anche al civile e al tributario e non solo al penale, come siamo a volte abituati a sentire nei media. Poi che un sistema caratterizzato da magistrati di altissimo profilo venga sgravato dal problema dei tempi della celebrazione dei processi. Servono quindi piante organiche adeguate al bacino d'utenza di imprese, lavoratori e popolazione, e ridurre i tassi di scopertura di magistrati e personale amministrativo. La durata dei processi è un costo economico importante. Come lei, Ministro, ha recentemente ricordato, è un costo che si aggira sui 2 punti percentuali del PIL, che, tradotto, per il nostro Veneto significa 3,3 miliardi di euro. I problemi quindi legati al fattore tempo, in particolare per la giustizia civile e del lavoro, devono essere al centro dell'attenzione del nostro dibattito. A conferma di ciò, dal confronto tra le varie regioni italiane risulta che, all'aumentare del numero di cause civili pendenti, cala il PIL pro capite. Qualche numero eclatante sulla giustizia civile e del lavoro riferito all'anno 2022. Cosa non va in Veneto? Il tasso di scopertura dei giudici è del 16,5% rispetto alla pianta organica prevista per legge. Ne mancano quindi 44. B. 227 giudici effettivi devono far fronte ad un bacino di 20.446 abitanti e 2.010 imprese ciascuno. C. Un terzo in più rispetto alla media italiana. Siamo al 4º posto in Italia. Punti di forza ci sono anche. Prosegue il calo delle cause pendenti. B. I giorni medi necessari in regione, 311, sono quasi 5 mesi in meno rispetto alla media dell'Italia, che sono 457 giorni. C. Per evitare questo snellimento, anche la minore litigiosità dei veneti, che si esplicita in un calo costante delle cause aperte nell'anno. Infatti siamo passati dalle 143.399 del 2014 alle 91.100 del 2020. Quindi i cittadini di imprese del Veneto devono attendere quasi 5 mesi in meno per avere una sentenza. Ciò rende il nostro territorio più attrattivo di altri per insediamenti produttivi e imprenditoriali in genere. I giudici di pace, una ricerca 2022.
Anche questo aspetto della giustizia civile ci preoccupa. Il tasso di scopertura è del 55%. In Veneto, dei 105 giudici di pace previsti in pianta organica, gli effettivi sono solo 47 e a livello nazionale va pure peggio. Una carenza che diventa palese se si va a misurare quante imprese e cittadini gravano mediamente su ognuno di loro. 101.359 abitanti a testa in Veneto, più del doppio della media. Nel processo di riforma in chiave federalista, da tempo noi proponiamo la giustizia di pace come ulteriore materia di differenziazione per avvicinarla di più all'utenza. Un focus sulla giustizia Cenerentola, quella tributaria. Nel 2022 ci siamo concentrati sulla giustizia tributaria, la cui riforma è entrata in vigore lo scorso settembre. Un ambito che ha ripercussioni importanti sul tessuto imprenditoriale, che oggi gestisce un contenzioso di oltre 41 miliardi, pari all'1% del PIL nazionale. È strettamente connesso allo sviluppo economico e industriale di tutto questo dell'Italia. Nel tempo la giustizia tributaria si è guadagnato l'appellativo, come dicevo prima, di giustizia Cenerentola, perché l'attività dei giudici tributari era a tempo parziale e con compensi inadeguati. Anche in questo caso le nostre analisi evidenziano carenze strutturali. A livello nazionale, a fine 2021, i giudici tributari erano 2.609, mentre per legge dovrebbero essere 4.668. In Veneto, a fine del 21, risultavano 117 giudici operativi su 180 invece che dovrebbero essere, che erano previsti, quindi 63. Anche dal punto di vista del personale amministrativo vi è un sottodimensionamento rispetto alla dotazione organica prevista. 1.507 unità in servizio contro i 2.204 previste a livello nazionale. In Veneto erano 68 gli amministrativi sui 108 invece quelli previsti. Gli anni passano e le cose peggiorano. Negli ultimi 6 anni i giudici del personale amministrativo delle commissioni provinciali e regionali sono calati a 10. La nostra regione risulta ancora una volta sottodimensionata rispetto ai bacini dell'utenza, inteso imprese e lavoratori. Siamo al 4° posto più sottodimensionati dietro Bolzano, Umbria e Trento nelle commissioni provinciali. Al 2° più sottodimensionato rispetto al Piemonte per quanto riguarda le commissioni regionali. In Veneto ogni giudice di commissione tributaria provinciale e regionale ha un bacino d'utenza quasi doppio, sia come imprese che come lavoratori rispetto alla media italiana. Indice di litigiosità e produttività. Anche in questo caso ci sono aspetti positivi che caratterizzano la nostra regione. Un basso indice di litigiosità tributaria delle nostre imprese che si ferma a 7,8 controversie aperte ogni 1000 imprese. In Italia invece è del 19,9%. Altro aspetto positivo, le poche cause pendenti nelle commissioni. In Veneto ne abbiamo 3.819, circa il 2,5% nelle commissioni provinciali. Sono invece 2.878 nelle commissioni regionali. Un ultimo aspetto che ci sentiamo di segnalare è il necessario distacco della giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia. Il maggior numero di ricorsi vengono infatti verso l'Agenzia delle Entrate, che è strettamente collegata al Ministero. Non è quindi una giustizia garantita e imparziale. Ecco, tutti questi dati che io ho letto potrebbero essere anche da un lato noiosi, ma sono dati che emergono dal nostro osservatorio che abbiamo da alcuni anni come Confartigianato del Veneto, ma che ci danno purtroppo una situazione che noi viviamo e che viviamo come imprese e come Veneto. E quindi questa lettura noiosa serve solamente affinché il Ministro possa portare nei tavoli opportuni questa difficoltà che è vera, quindi non è solamente una chiacchierata che vuol fare Confartigianato oggi sabato, ma una realtà importante per il nostro Veneto, per le imprese che rappresento, per i lavoratori, per i cittadini
e penso e sono convinto, Ministro, che lei, non solo perché è di Treviso del Veneto ed è importante, ma soprattutto perché crediamo in lei come persona obiettiva e persona con i piedi per terra, dobbiamo dire noi qui in Veneto. Quindi siamo sicuri che lei possa fare molto e soprattutto per il mandato che ha sappia portare a casa qualcosa, quello che serve. Quindi io la ringrazio a nome di tutti i miei colleghi, tutto il mio direttivo regionale, ma soprattutto delle 124.000 imprese artigiane che ci sono nel nostro Veneto. Io la ringrazio e le auguro soprattutto buon lavoro per un ministero importante che lei ha, che so che è difficile, perché la giustizia ne parliamo da anni, ma questa volta speriamo di poter con lei portare a casa qualcosa. Ne abbiamo veramente bisogno. Grazie a tutti.